Centri estetici, parrucchieri e barbershop di Treviso e della cintura urbana presi d'assalto dai ladri tra Natale e Santo Stefano. Nella notte i ladri hanno colpito il centro estetico e negozio di prodotti per il benessere Eslian in via della Quercia a Treviso. Utilizzando un sasso hanno sfondato la porta d'ingresso e una volta all'interno hanno rubato il fondo cassa pari a circa 1.000 euro. Tutto distrutto, tutta la parte della vetrina che comunque ha un peso non di poco, sopra l'albero di Natale, il tavolo, sedie, tutto quello che era insomma nelle vicinanze. La titolare è sconfortata. Sono davvero delusa perché non c'è nessuna protezione. Lavoriamo così tanto e poi alla fine finiamo l'anno in questo modo. Nessuna tregua nemmeno nella notte di Natale tra mercoledì e giovedì, quando i ladri hanno tentato di entrare nel barbershop di Francesco e Stefano in Viale della Repubblica. Ancora evidenti nelle ore successive le impronte delle scarpate sulla porta e i segni di scasso attorno alla serratura. Il furto non è andato a segno, ma i segni di effrazione sulla porta sono ben visibili. Ci attrezzeremo con le telecamere, spiegano i titolari, ma siamo davvero arrabbiati. Siamo a 2 passi dal centro, la videosorveglianza manca e questa zona sta peggiorando sempre di più, non ci sentiamo più sicuri. Stessa sorte anche a Santabona, di fronte alle piscine, dove il negozio Art Design di Viale Pindaro è stato preso di mira. Anche qui sono evidenti i segni di effrazione e secondo i proprietari i danni sarebbero particolarmente elevati. L'ondata di furti non ha risparmiato nemmeno Ponzano, dove si ipotizza possa agire la stessa banda, visto il medesimo modus operandi. Tra i primi esercizi colpiti c'è il Chapeau Air Lab di via Roma, dove ignoti, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, sono penetrati nel negozio e hanno rubato circa 300 euro in monete contenute in un raccoglitore. Sempre a Ponzano, nella notte della vigilia di Natale, un altro furto è stato messo a segno ai danni della fioreria Due Rose in via del Barbaro. Anche in questo caso i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e rubato la cassa, lasciando dietro di sé danni ingenti all'interno del negozio. Sui fatti stanno indagando i carabinieri di paese. Il sindaco di Ponzano Veneto ha lanciato l'allarme, esprimendo forte preoccupazione per una situazione che sta creando paura e disagio tra i commercianti. Bisogna fare qualcosa, bisogna agire in maniera probabilmente più pressante e anche più rigida, anche più forte. Probabilmente anche la mancanza di certezza della pena aiuta questi delinquenti a fare quello che vogliono. Un Natale amaro per molti commercianti che ora chiedono più controlli e una maggiore sicurezza per fermare una spirale di furti che sembra non voler arrestarsi.